è il Giaron della Foppa. Peccato che nel video non renda proprio una cippa. Intanto cureve sto KPI, guarda come. Tac. Fiossi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi diamo benvenuto dalla Val Prampert. Più precisamente ci siamo fermati qui davanti alla microscopica caselle del Pian degli Ontani. In lingua locale è Pian degli Aunitz. E up and down, mi te voglio bene, però gli adesivi dai, non stiamo attaccare adesivi per piacere. Dove andiamo oggi, amore mio? Oggi mettiamo la crema solare perché oggi scotta. tanto mettiamo la crema solare che oggi scotta. Vi dico subito che da un paio d'anni a questa parte Pian della Foppa hanno sbancato il bosco per allargare il più possibile il parcheggio e passare da un parcheggio completamente gratuito a ben 6 euro al giorno dal 1 giugno fino al 30 di settembre, quindi niente. Le monete perché si sono attrezzati, il telefono non prende da nessuna parte ma la macchinetta prende. Il telefono non prende, però può pagare col bancomat sul telefono, funziona benissimo, quindi niente, bisogna pagare. Va bene, dai, non è la prima volta che andiamo per di qua, eravamo venuti anche con Pimpinea e adesso vi faremo un po' di video fino alla casera Pramperet e poi vediamo come andrà a finire. Siamo pronti? Simone, dai che andiamo, go go go! Andiamo a vedere, la faccio vedere dentro. Poi la prima volta siamo venuti e c'era anche Pimpinea, abbiamo trovato un alveare gigantesco di vespe dentro. Vabbè, un microscopico ricovero. C'è la scopa per pulire. Poi dentro ci sono fogli per lasciare scritto qualcosa e nient'altro, carina. La chiusura automatica anche. Era come qua, lavori di disbosco, mantenimento del bosco, bello bello bello. Sono 25 minuti che camminiamo sull'asfalto e abbiamo già gli zebedei pieni. Per fortuna arriviamo qui che da 2 o 3 anni a sta parte hanno fatto un nuovo sentiero che taglia la strada e ci farà fare un bel percorso dell'arte. Andiamo su per di qua. Sentiero finito. Mi dispiace dirvelo. E dispiace anche a me ogni volta che passo da queste parti vedere la situazione, ma qua il bosco peggiora anno dopo anno. Le prime volte che venivo qua avrò avuto 15-16 anni, era tutto coperto di verde, non si vedeva niente. Adesso qua sta morendo tutto purtroppo, quindi mi sa che dovete dare una mossa. Tanto guarda qua, scritto albero cosa era sopravvissuto come tempistiche. Vaia, guerra mondiale prima, guerra mondiale seconda, Vajont e alluvione del 66, quindi aveva un bel po' di anni eppure è andato giù anche lui. Guarda là, uccellini, guarda lì. Che bei. Sì, il tempo qua scorre e purtroppo la situazione peggiora. Allora, quella là è cima Prampert, qua c'è il disastro di alberi e lì dietro c'è il gruppo del castello del Moschesin, castello, castelletto e via via, che là mi piacerebbe andarci un giorno.
Ecco, arte, ancora arte. Era qua Massimo, qua attende che ne sta finché ti vuoi. Micro legnaia per micro casetta. Sta cosa è per i gnomi. Adesso qua volendo c'è un bivietto. Girando a destra si ritorna sulla strada sterrata. Ovviamente tiriamo in sinistra e andiamo verso il guado. Ecco, questa è un'altra cosa che non mi ricordavo propriamente così. La stradina arriva un po' più sopra il sentiero, ma là è praticamente impossibile attraversare. Quindi bisogna cercare un attimo. Adesso io proverò qua, vediamo di non andare in acqua. 1, 2, 3, 4, 5. Clam! Passato tutto rende. Dai Consuela, vieni. La Consuela, beh, ma anche più sopra puoi andare. Guarda che bello, l'Oriente. Adesso andiamo a vedere la Consuelo quanta acqua imbarcherà. Dai, ce la fai, dai. Ma non sei niente, adesso devi venire con tutti e due i piedi su quello. Aspetta che voglio dare una manina. La peppa che abbiamo fatta senza tocciarsi in acqua. Fatto teta? Sì. Vabbè, ma che vada se bagniamo non morimo, no? Guarda che bello. Diciamo che il primo è anche abbastanza fattibile, semplicemente. Questo qua sei proprio su un laghetto praticamente. Il Consuelo ride perché sono un po' né avanzare né retrocedere, né avanzare né retrocedere. Dico Crash Bandicoot Crash Bandicoot con una vita sola. con una vita sola. Vabbè, adesso lei prova a attraversare qua, che sicuramente va in acqua. Io vado in cerca di un altro. Adesso vado in cerca di un altro posto. Aspetta un attimo. Allontanandosi sulla destra del guado di non più di 20 metri, qua praticamente arriviamo alla pseudo fonte dalla risorgiva del torrente, quindi qua acqua non ne è più. Qua si sale molto comodamente e si ritorna indietro verso il sentiero. Ha girato l'ostacolo del guado, il sentiero procede di qua. Buongiorno. Senti gli uccellini. Fa caldo oggi, ragazzi. Saranno 30 gradi no, 25 tutti. Eccoci che in un'ora e 20 e 350 metri di dislivello siamo arrivati nella piana della Casera Prampère. Ovviamente adesso la casera è ancora chiusa, mi pare di aver letto che apre il 21 di giugno. Qua ottimo yogurt, formaggi e via andare, fontanasso per le mucche. Sotto lì c'è il torrente Prampère che scorre. Come vi ho detto, volendo qua ci si arriva anche per strada sterrata più comoda del sentiero, e addirittura d'estate c'è anche il servizio navetta che da Piana della Fopa li porta su in macchina fino a qua. Quindi per chi ha problemi di deambulazione può venire ad ammirare questo paradiso anche con la navetta. Adesso pausetta e poi continuiamo su per di là. Come potrà mai essere quest'acqua? Buona, fresca, acqua dolomitica. Mio amore si va a sentare sulla panchinetta. Adesso vedremo di riposarsi un attimino. Oddio, giusto per darvi un'idea, allora questo qua è il gruppo del Soral Sas. Qua davanti
il super mega Antelao, e spostandoci di qua c'è il gruppo del Sorapis. Vediamo invece che si lamenta, non so cosa che voglia, boh, non importa. E ora piccolo cambio di programma, no? Prima avevo detto che saremmo partiti e saliti per di qua per andare al Pramperet, però siccome questo sentiero qua l'abbiamo già fatto, ho detto vabbè, proviamo a andare a fare l'altra variante e passando sotto al comprensorio qua del Moschesin vedere se cambia qualcosa come pendenza, difficoltà qua e là, perché di qua era tranquillo, di là dovrebbe essere ancora più tranquillo, quindi magari facciamo un anellino e poi vediamo. Quindi da qua scendiamo verso il torrente e andiamo ad incrociare il sentiero che sale su alla Forcella. Guarda che belle mote de boasse che vede qua, tutte in gruma. Adesso praticamente, per essere onesti, l'attacchino del sentiero sarebbe appena più indietro, ma noi saliamo per di qua e poi tagliamo su per il bosco. Seguite la traccia GPX che non sbagliate. Piccolissimo taglio ravanando un po' nel boschetto. Ecco che incrociamo il sentiero 540 che ci porterà fino alla Forcella Moschesin o poco prima, e poi tagliare verso il rifugio Pramperet. Allora, sotto l'aglia casera. Di qua sì, tira meno rispetto che di là, solo che di là è sotto il bosco e quindi sei in ombra, e qua a un certo punto ti sei in mezzo ai mughi a fa un caldo che te scioppi, e so che è il 1 giugno, mi cosa non oso immaginare quando che sarà agosto. Sarebbe da pantaloni corti, ma ho paura delle zecche. Effettivamente, se voi non lo sapete, io per quest'anno sono già a quota 8 zecche prese, al consuelo a essere sue 4-5. 2, solo 2, vabbè, e solo 2. Secondo me di più, ma insomma. Pur avendo messo spray, calcetti sopra le braghe, se vogliono entrare, entrano. Giusto per la cronaca, che dopo se no sulla traccia GPX non trovi niente. Salendo dai Ghiaioni qua, Mughi, arrivate qua sotto, il sentiero proseguirebbe per di là, ma poi la allunga tantissimo. Teoricamente c'è una traccia poco più battuta di qua, salendo sulla sinistra, che dovrebbe accorciare, tanto è vero che il sentiero principale dovrebbe essere qua sopra. Adesso noi verifichiamo per voi e nel caso fosse vero potete seguire questa traccetta di qua. Confermiamo che il taglietto funziona. Passiamo sull'alta via numero 1 e prosegue di qua sulla sinistra. Guarda qua Massimo, un altro postagino in partita, guarda qua, posto tenda che vedi. Qua non vede l'acqua però. Comunque qua su sto gran bel sasso si dice ancora che siamo sul sentiero 543, alta via numero 1. E sulla cartina c'è scritto che è anche il sentiero Traumfag Munken Venedig, quindi teoricamente non so se copre tutta l'alta via o solo parte dell'alta via numero 1, ma insomma sto qua è parte del sentiero che da Monaco va fin Venezia. Noi non ci serve, prendiamo l'aereo. Siamo già stati a Monaco. Io no. Ah no, siamo andati a Berlino, è vero. Avete visto i video di Berlino? Monaco. Andate a vedere i video di Berlino, via! È il vecchio che mi ha detto fa il giro di A che tira manco. Sì, tira manco, ma è più lungo. E quindi voi di che scuola siete? Sentiero corto ma più pendente? O sentiero più lungo ma meno pendente? Su di qua si va verso Forcella Moschesin. Vabbè, l'abbiamo fatto perché non l'avevamo mai fatto. Va bene, andiamo a mangiarsi un paninetto al Maria Pramperet. Allora da qua che si comincia a vedere anche il Pelmo. Guarda il Pelmo, bello il Pelmo. Guarda che vista, guarda che roba. Mughi, mio amore,
po' di neve, era la neve. E lì sotto rifugio Somariva Pramperet. Sarà la nostra destinazione finale di oggi? Mo! Cinque minuti al panino? Ecco perché non mi piace venire ai rifugi, anche quando sono chiusi, massa gente per i miei gusti. Bene, adesso andiamo a vedere il bivacchino invernale del Somariva Pramperet, che non avevamo visto l'altra volta, forse perché le altre volte siamo venuti neanche non c'era. Era qua, beh, tutto il legno nuovo de pacca. Guarda che bello, neanche una scritta, ma veramente, ma dai, mi deludete, stronzi che non siete neanche ancora venuti qua a scrivere. Neanche una scritta. Beh, due lettini a castello, 1, 2, fiade cuscine, fiade coperte, estintore, essendo tutto di legno. Qua un fornelletto con un paio di impisafoghi e fine, non c'è altro. Beh, ok. Il rifugiato è chiuso, ovviamente. Va bene, adesso mangiamo un paninetto. Paninetto mangiato, birretta bevuta, e voi direte: ma se non ti piacciono i rifugi dove c'è gente, perché ci sei andato? Perché in realtà questo qua era semplicemente un punto di passaggio dove fermarci a mangiare. Infatti adesso, come potete vedere, ci lasciamo il rifugio Somariva Pramperet e il suo bivacchino invernale alle spalle e proseguiamo dritti per dritti e vi faremo vedere, se ci arriviamo, qualcosa al di fuori delle tracce commerciali, le zone che piacciono a noi, insomma. State connessi. Intanto siamo sul sentiero 521 e vediamo dove ci porterà questo sentiero. Scendendo dal sentiero possiamo ammirare anche quello che resta ormai solo lo stabile, perché la stalla è disintegrata, della Maiga Pramperet, e noi per il momento continuiamo a scendere appena appena. Questa qua lo usano anche per fare ultra trail, roba del genere, ci sono tutti quanti gli spenotti attaccati per le gare che fanno. Ghiaioncino dice? Vabbè. Guarda che posti. Questa qui sotto è la Valle Costa dei Nas, anche detta Valle del Gatto Selvatico. Abbiamo fatto un video non troppo tempo fa, andate a vedervelo. Simone! Un'oretta dal bivacco del rifugio, un po' di fatica perché tiracchia abbastanza. Siamo arrivati in Forcella Piccola di Cornia e era qua che anfiteatro che si apre. Guarda che roba strasada. Qua c'è anche una targa in memoria di non si sa, non c'è un nome e un cognome, quindi. E qua c'è il cancello, dai, sotto là la casera, guarda là. Ecco la nostra destinazione finale, lì in fondo. E dopo tanto scarpinare, eccoci arrivati in uno di quei posti che a noi piacciono da morire. Posti fuori dal mondo, fuori dal tempo, fuori da tutto. Questa qua è Casera Cornia, benvenuti. Casera Cornia, vi dico in due parole, fino agli anni
70, 60, 70, era fortemente monticata, poi si è lasciata un po' andare, poi è arrivato il signor Agostino che ha cominciato svariati anni fa a tornare qui su con gli asinelli che dovreste aver visto sul video della malga di Megna che ho caricato non tanto tempo fa. E niente, venendo su abbiamo trovato anche Venturino, perché purtroppo Agostino ormai non c'è più, adesso c'è Venturino che a giorni porterà qua su tutti gli asinelli. Adesso onestamente io da là vedo un po' di sentiero tracciato benissimo, onestamente so che se arrivi anche da Sofranco, però ho detto boh, facciamo il giro del Pramperetta che magari è un po' più comoda. Adesso però ci sono un paio di problemi. Uno, comincia a spiovizzare. Due, dovremo tornare indietro dallo stesso identico sentiero dell'andata, quindi altre 2 ore e mezza di camminata. E 3, ovviamente la malga è chiusa perché finché non vengono su con gli asini non c'è nessuno qua. Adesso andiamo a farla vedere un po'. Vabbè, Fiossi, questa qua è la casera, qua c'è una stalla, qua c'è la casera, là c'è un'altra stalla, qua c'è un ottimo abbeveratoio. Adesso però non so se si vede, è come se a piovere bene e niente, abbiamo minimo 2 ore e mezzo di sentiero sotto l'acqua da rifare a ritroso, quindi se sopravviviamo e non trovo qualcos'altro da farvi vedere nel ritorno ci leviamo la macchina, aspettateci. Intanto alla Forcella siamo tornati, 25 minuti, 260 metri di dislivello, pim, a Baiton. E qua visuale diversa, un po' più coperto dalle nuvole, di qua rispetto a prima non si vede materialmente più una cippa di niente. Vabbè, adesso si continua giù per di qua. Il peggio dovrebbe essere fatto per il ritorno. Guarda che effetto di luce, niente. E piove, ma piovigina, fina ma costante. Ogni tanto tonizza, ma siamo confidenti nel tornare a casa vivi. Eccoci ritornati sani e salvi perlomeno fino al rifugio Somariva Pramperet. Ci eravamo appena tolti l'antipioggia e è ricominciato a piovere. Comunque il rifugio è qua, probabilmente già lo conoscete, dovrebbe aprire a giorni, settimana prossima o il 21, forse il 21. Adesso sperando che il sole esca e l'acqua non aumenti torniamo verso giù. Ovviamente va da sé che per il rientro, noi all'andata siamo arrivati da lassù, per il rientro facciamo la strada più corta, anche se è più ripida, ma tanto siamo in discesa e quindi accorciamo i tempi. Quindi sentiero di qua, seguite la traccia GPX. Come vi dicevo, questa mattina salendo dall'altro versante mi ricordavo bene il sentiero di qua e tutto quanto bene o male in bosco. Vabbè, qua c'è un capitellino e è molto, oltre che essere più pendente, è anche molto più irregolare, scosceso, ci sono un sacco di pietroni, insomma. Diciamo che di là è un po' più lungo ma è più comodo sia come fondo sia come pendenza. Non so, lo step avanti, via, avevo a panacota della pasticceria del petrolio, via. Ecco, di questo sentiero qua, da questa parte di qua, la roba più scenografica è questa un po' di frana detritica qua. Questo merita venire a vedere. Però effettivamente il sentiero, pur essendo più lungo, avendoli fatti tutti e due, anche in salita, è meglio l'altro. Poi insomma, ognuno è libero di scegliere. Sì, probabilmente di qua non ha neanche piovuto, pensa che culo. Oh, Malga Pramper, che piacere rivederla. Adesso gossatina di acqua alla fontana e poi rientriamo per la strada.
perché sarei anche stufo di ciappar sacchetta sulla schiena con tutti questi sassi qua. Basta, se dai 9 stamattina che camminiamo e 5 e mezza del pomeriggio, basta, basta. Acqua alla fontana, via! Qua in discesa non vi sto facendo vedere niente perché non c'è niente da vedere, è una strada e alquanto triste perché rispetto alle ultime volte che siamo venuti su, qua il bosco purtroppo è preso parecchio male. Questi qua non è che li hanno tagliati per far legna, tanto per... questi qua erano tutti morti, questi anche tutti morti. Qua mi sa sicuramente sarà l'effetto vaia o che chissà quanti anni ci vorranno per rivedere un bosco perfetto, tutto verde. Guarda là, tutti morti, un sacco di alberi morti purtroppo, peccato. Ecco qua il video di questa mattina. Ecco, se vi interessa, io sapevo che le scarpette della Madonna erano i fiorellini quelli azzurri, qua invece la scarpetta della Madonna è questa qua, è una sottospecie di orchidea. No, questa qua, vabbè, la chiamano scarpetta della Madonna, anche se adesso magari vi metto una foto di quelle che penso siano io le scarpette della Madonna, va bene. Ecco, a me hanno sempre detto che tipo una robetta così simile a queste sono scarpette della Madonna, no? Proprio tafanari là, va bene. Ecco, per ultima cosa, sul sentiero di rientro alla strada, questa qua la chiamano fonte della Madonna, se non sbaglio. Stamattina effettivamente c'era molta più acqua e adesso ce n'è meno. Comunque avete visto anche questa, la fonte della Madonna. Dai che siamo arrivati a macchina, con mal di schiena che non che faccio più, basta! Fiossi, siamo tornati alla macchina, super mega giro oggi, a metà commerciale e metà per amatori, quindi posticini bla bla bla. Iscrivetevi al canale che stiamo cominciando a crescere un pochino e... Quando è che arrivano gli sponsor? Non so, i sponsor bisogna arrivare a 1000 iscritti, iscrivevi, ma che cazzo me ne c'ava. Vabbè, insomma, scarpine nuove. Va bene, dai. E comunque chiuderei questo video invitandovi sempre a seguire le tracce in descrizione, bla bla bla. E tutti quei che guarda qua, vedete, fassoetti dappertutto in terra. Guarda qua, maglietta giusta per vi altri. Duck off. Fottetevi, pezzi di merda. Ciao Fiossi, ciao Fiossi.